Eder. Mac. Pallister. I vicini di casa ti hanno fatto molto arrabbiare. È una cosa che non perdonerò mai a loro. Il fatto di non avermi avvertito che loro erano a conoscenza della scomparsa di Liliana. Claudio e Salvo si sono sentiti e Claudio ha comunicato a Salvo: guarda, io non so, sono parole che ho sentito. E Liliana doveva venire da me come ogni martedì e invece è scomparsa. Non ti avevano detto che si erano sentiti con Claudio Sterpin? Questo non l'hanno detto, perché se mi avessero detto: guarda, il signor Sterpin aveva un appuntamento con Liliana, io sarei andato immediatamente alla polizia. Alle 5:30 mi hanno mandato un messaggio sul telefonino di Liliana, avevo i telefonini lì e ho visto: Liliana, ho un regalo per te, Gabri. Io telefono col telefono di Liliana e dico: Gabri, guarda che Liliana non è tornata a casa. E sono venuti giù. Gabri aveva gli occhi rossi come se avesse pianto e ho visto Salvo strano muoversi di qua e di là, una cosa e l'altra. A un certo punto, alle 7 di sera, mi dicono: dai, andiamo in questura, andiamo a fare questa denuncia che Liliana non è ancora a casa. Non ho mai creduto che Liliana fosse scomparsa. Forse avremmo trovato Liliana, forse si andava a cercare, loro sapevano già, grosso modo Sterpin sapeva più o meno dove poteva trovarla, perché è stato lui a indicare, successivamente l'abbiamo saputo, il posto, e di conseguenza forse l'avremmo potuta salvare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.